Ciao a tutti e buona serata. Siamo in un luogo particolare, in un luogo bellissimo del nostro Veneto. Siamo a Roccapietore, siamo in particolar modo a Boscoverde e per quanto mi riguarda un luogo di particolare che sono particolarmente affezionato, che è questa casa dietro di me. Era la casa che ho frequentato per tantissimi anni, sia d'estate che d'inverno, e quindi per me è un luogo, sì, non posso nascondere, al quale sono particolarmente affezionato e quindi così volevo regalarmi e a molti che hanno frequentato questa casa anche regalare così questa immagine. Purtroppo è una casa chiusa e di questo poi parleremo. E è un dialogo un po' particolare, nel senso che oggi non abbiamo voluto disturbare ospiti, anche se qualche amico probabilmente potrebbe essere che si collega, ma non voglio anticipare nulla. Però tanti insomma hanno contribuito anche alla realizzazione così di questo momento, dandomi anche così alcuni suggerimenti. Sono 2 giorni che sono qui in queste meravigliose montagne, nelle nostre Dolomiti, per parlare con la gente. Ho parlato con gli abitanti, ho parlato con gli esercenti, con gli albergatori, e ognuno mi ha dato un punto di vista diverso su che cosa? Su uno dei temi principali della nostra regione, ovvero sul turismo, ovvero su una parte fondamentale della nostra economia e sulla parte fondamentale di un Veneto che vogliamo per domani, perché il turismo è una cosa che noi abbiamo e che dobbiamo assolutamente valorizzare e che ci siamo resi conto per vicende diverse, adesso andremo ad analizzarle, e che in qualche modo forse ci hanno aiutato a fare una riflessione diversa rispetto a quello che c'era fino a 2 anni fa. Perché 2 anni fa? Beh, intanto un'altra piccola premessa. Non sarà la solita così collegamento di un'ora, sarà più breve e al termine dei quali ci saranno due piccoli altri spot di 3 minuti da due luoghi altrettanto importanti, ma adesso ve li elencherò durante questo quarto d'ora insieme. Di cosa vorrei sottolineare? Vorrei sottolineare, allora, innanzitutto, siamo qui, in questo luogo prezioso, siamo nelle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, cioè è il massimo. E perché ho citato 2 anni fa? Perché 2 anni fa siamo tutti stati travolti dalle immagini che arrivavano per noi, invece qualcun altro le ha vissute davvero, della cosiddetta tempesta Vaia. Una tempesta che ha colpito inaspettatamente queste popolazioni, ha colpito questi territori a noi preziosi, e questa prima parte di questa diretta la faccio proprio con le immagini dietro la casa. Queste erano le montagne piene di alberi e oggi le ritroviamo così. Pare che qualcuno abbia pettinato questa montagna e praticamente sia veramente caduti gli alberi, come gli alberi di questa casa, come tantissimo altro che è accaduto. Ci sono state frane importanti anche qui a poche decine di metri da qui, con alcune case che sono state veramente salvate. Abbiamo i serrai. Ecco, i serrai sono uno dei posti più preziosi all'interno delle Dolomiti, è questo canyon fantastico, e ai serrai mi sono permesso così di dedicare un video che invieremo subito dopo questa diretta, per una riflessione particolare sul Vaia e sulla ripartenza. E quindi ecco, come dicevo, la tempesta Vaia ha fermato tutto e ci ha permesso di riflettere. Riflettere perché? Perché appunto qui c'è una ripartenza, ci sono tantissimi cantieri, proprio anche veramente a poche decine di metri da qui, c'è una ripartenza e in qualche modo secondo me deve essere collegata anche a una rigenerazione, ovvero lo diceva qualche amico che ha preso un appartamento, una seconda casa qui, ma lo dicevano anche le persone del posto. Qui si sta tentando di valorizzare il territorio senza costruire in maniera, anzi, ma con un straordinario equilibrio. Qui merito anche agli amministratori locali, ma tutto questo con una necessità dove probabilmente l'istituzione, soprattutto l'istituzione regionale, deve intervenire, ovvero nella rigenerazione. Ci sono moltissime situazioni come questa, una casa alpina all'epoca di parrocchiale, c'è poco distante da qui un'altra casa alpina di proprietà della Repubblica di San Marino, ci sono altre strutture
che ormai hanno i loro anni, che possono però ritornare alla collettività o nel privato o nel pubblico, o anche con delle convenzioni probabilmente. Allora sarebbe veramente interessante immaginare una legge, una legge speciale per la riqualificazione dell'esistente, proprio per non andare a rovinare quello che c'è già, e per non andare a in qualche modo investire in territorio che è opportuno evitare di utilizzare in maniera inopportuna. Come dicevo, siamo nelle Dolomiti, siamo nel patrimonio dell'UNESCO, siamo prossimi a dei mondiali, siamo prossimi a delle Olimpiadi, e anche qui quante discussioni: sono più opportune le Olimpiadi o non sono opportune, ma è opportuno costruire una strada per arrivarci o non è opportuno? E qui i comitati, le istituzioni, e un grande dibattito e a volte un grande scontro. E qual è la cosa giusta? Beh, la cosa giusta probabilmente è chiedere e in qualche modo interessare la base, cioè partire dal basso, partire dalle persone, partire dalle istituzioni locali, partire da coloro che questi territori li vivono e che in qualche modo ci vivono, e grazie a questi territori mantengono le proprie famiglie, ma tutto questo con un certo equilibrio. E quindi qui è sottile, no? La preoccupazione di dare dei servizi adeguati a dei grandi eventi che vedono il nostro territorio, il nostro Veneto, in vetrina nel mondo, ed è doveroso che sia così, ma parallelamente non rovinare questo territorio con delle infrastrutture che potrebbero rovinarlo per il futuro. E abbiamo già visto esperienze negative, non solo in Italia ma nel mondo, proprio per grandi eventi che poi vanno, se invece a rovinare quello che c'è. Se invece tutto questo viene fatto con un progetto condiviso fra le istituzioni e le comunità locali, beh, credo che qui si vincono le grandi sfide, e quindi anche questi eventi internazionali possono arrivare a darci un risultato straordinario. Il secondo elemento interessante per questo rilancio parte invece proprio frutto delle riflessioni di questi giorni, parte proprio dall'esperienza del coronavirus. E, per assurdo, ma probabilmente insomma la cosa è chiara a chi ci sta seguendo, a chi ci seguirà nelle registrazioni, la cosa particolare è che queste montagne hanno visto, soprattutto dal mese di luglio, una ripartenza. E mi dicevano che proprio giù ad Alleghe alcuni albergatori erano indecisi se aprire i propri alberghi. È stata la richiesta dei clienti, è stata la richiesta proprio delle persone che in qualche modo, per questioni anche di sicurezza sanitaria, hanno preferito cambiare il loro luogo di villeggiatura, il loro luogo di vacanza, il loro luogo di ferie in montagna. Per qualche aspetto questo ha consentito una ripartenza. È stato un botto, perché mi dicono che alcuni erano quasi impreparati, ma è un bel botto, insomma, no? Perché da una questione negativa che sicuramente stiamo vivendo a livello locale, a livello nazionale, a livello internazionale, per queste montagne c'è una ripartenza, e quindi un aspetto positivo. Lo si è visto parlando questo con gli albergatori, parlando con gli esercenti, anche con le varie guide. Veramente la montagna quest'anno, quasi quasi qualcuno che la vive tutti gli anni, quest'anno quasi quasi è un certo disagio a causa di una presenza esagerata. Ma ben venga, credo che questa non possa dirsi esagerata, credo che assolutamente ben venga. Io cambio anche prospettiva, proprio perché dall'altra parte, allora mi giro e vorrei invece abbandonare in qualche modo la tempesta Baia, ma in qualche modo così darvi un altro panorama, che è quello dietro di me. È un panorama bellissimo, perché cioè, guardate da solo, poi qui da una parte c'è la Marmolada, in questo momento c'è il tramonto, dall'altra c'è il Civetta, ed è veramente una bella sensazione, una bella immagine. E come vi dicevo, c'è questa situazione di ripartenza, quindi post Vaia da una parte, e
la questione Covid che ha rilanciato queste zone. Tutto questo però non è sufficiente, vorrei allargare per gli ultimi 5 minuti così di questa nostra riflessione insieme sul turismo anche ad altri aspetti, perché il Covid ha anche permesso in tutto il Veneto di rilanciare per esempio il turismo fuori porta. A volte si va distante, a volte si va fuori dalla regione, a volte si va fuori Italia, a volte si va nel mondo, ma lo sappiamo che abbiamo dei gioielli, delle perle, e probabilmente il fatto di non poterci spostare più di tanto, il fatto di dover rimanere nella nostra regione ci ha permesso di apprezzarle moltissimo, e quindi c'è proprio questa attenzione al fuori porta, questa attenzione anche all'apprezzare ancora di più il famoso chilometro zero dei nostri prodotti locali dal punto di vista ovviamente alimentare, ma anche da un punto di vista artigianale, e quindi anche veramente non lo so un termine appropriato, ma questo ci ha consentito dal punto di vista familiare, dal punto di vista personale, di fare questa riflessione. Ecco, credo che a questo punto sia doveroso da parte di chi deve governare i processi economici, turistici della nostra regione, quindi di chi andrà a governare la nostra regione il prossimo quinquennio, fare tesoro di tutto questo e andarlo a valorizzare. E andarlo a valorizzare da tantissimi punti di vista. Andarlo a valorizzare sia dando maggiori risorse, ovviamente a un turismo in ingresso e quindi nell'accoglienza, ma mi permetto di dire senza tralasciare il turismo in uscita, ovvero abbiamo un'altra parte di economia importante nel nostro territorio, che è l'economia delle agenzie di viaggio, che è l'economia dei nostri agenzie turistiche, che è l'economia dei nostri gruppi di autotrasportatori, di bus, eccetera. Ecco, in questo momento sono ancora fermi. Sembra quasi che questo pezzetto di economia importante turistica in uscita non sia considerato. Ecco, anche qua occorre, e il Covid ci ha fatto attenzionare anche su questo pezzo di mondo turistico che dà lavoro al nostro territorio, debba essere preso in considerazione, deve essere sostenuto, deve essere rilanciato. E quindi ecco, in ingresso e in uscita o rimanendo nella nostra regione, io credo che siano tre strade importanti, hanno tutte e tre la stessa dignità, una diversa dignità, ma allo stesso modo debbano essere sostenute in questo momento veramente faticosissimo, perché, e ribadisco, in uno dei temi dell'economia regionale più importanti. Lo dirò anche dopo nell'intervento ai Serrai, è il tema è importante perché noi abbiamo una regione che è ricchissima, no? Perché ha tutto, ha le magnifiche Dolomiti, ha il mare, ha il turismo fluviale, per esempio, che anche questo a volte è un pochino dimenticato, e invece abbiamo esperienze veramente molto positive nella nostra regione. Abbiamo la Riviera del Brent, abbiamo un Adige, abbiamo delle opportunità che dando delle infrastrutture anche minime potrebbero consentire un transito adeguato e valorizzare un turismo artistico collegato al turismo fluviale, che si collega ad un altro turismo lento, che è quello del cicloturismo, che sta avendo un'impennata, perché la cosa interessante qual è? Che non va solo a colpire le grandi città, non va a colpire solo i grandi monumenti, ma va a toccare tutte quelle miriadi di piccoli tesori della nostra regione, delle nostre province, nei nostri comuni. E quindi tutto questo andando a colpire anche e a valorizzare uno sviluppo rurale. Qui ci sono dei fondi europei sui quali non possiamo non investire, e qui è indispensabile che la regione faccia proprio coordini, faccia rete tra tutte queste forze e porti un'unica voce in Europa con progetti precisi
dando sostegno a queste progettalità, aiutando nella progettazione, perché solo con i progetti puoi accedere ai fondi e solo quando hai questo arrivano i soldi. È inutile che ci lamentiamo che poi gli italiani, i veneti non utilizzano i fondi. I fondi occorre aiutare anche le comunità locali, occorre aiutare le attività produttive ad andare ad attingere a questi fondi che ci sono, perché altrimenti ci lamentiamo e basta, ma non abbiamo nessuno che ci coordini e che vada a prendersi questi soldi che effettivamente ci sono. Mi avvio alla conclusione. L'altro video che lanceremo dopo questa diretta è un video che ho voluto fare su al Passo Fedaia. Siamo alla base siamo dove c'è il confine tra il Trentino e il Veneto. E qui si apre un'altra questione, la spiegherò meglio nei 3 minuti di quel video, che riguarda l'autonomia. Anche l'autonomia che stiamo tutti dicendo, sono passati 1020, 1030 giorni dal referendum. Bene, non ci sono più giustificazioni, non ci sono più giustificazioni dal punto di vista politico, perché hanno governato tutti. Ha governato il centro-sinistra a livello nazionale, ha governato il centro-destra, ha governato la Lega, ha governato il 5 Stelle, non ci sono giustificazioni. Se il Veneto ha chiesto l'autonomia, abbiamo il dovere di farci dare questa autonomia, magari a piccoli pezzi, ma perché? Perché altrimenti ci sono le regioni di confine che stanno ovviamente, e perché tutte e due regioni a statuto speciale, soprattutto qui nel Bellunese, dove ovviamente i comuni chiedono di andare dall'altra parte, no? Di essere annessi da queste regioni. Perché? Perché i nostri territori sono in grave sofferenza. E quindi ho voluto dirlo da lì, ho voluto dirlo proprio dal confine ai piedi della Marmolada, con poi aperto un grande dibattito giuridico sulla proprietà di questo, o sulla qual è, insomma, se questo ghiacciaio del Trentino, se questo ghiacciaio è un tema del 1911, poi ripreso 45 anni fa, poi ripreso da Pertini e ripreso anche negli ultimi anni da ricorsi al TAR del comune di Canezei. Ma insomma nel mio piccolo video che pubblicheremo subito dopo questa diretta lo cercherò di spiegarlo. Ecco, quindi anche qui questi territori e tutto il Veneto hanno bisogno di arrivare al grande obiettivo dell'autonomia. Sono arrivati nel frattempo anche dei commenti che leggo, ringrazio insomma Anna Maria, ma cito Daniela Giordani, no? Dice: il turismo fluviale ha bisogno di cura e manutenzione. Credo non sia ancora abbastanza noto, ma è meraviglioso. Nel Padovano ci sono forse più difficoltà che nel Trevigiano, dove mi sembra che il Sile sia più coccolato di Brenta e Bacchiglione. Io non posso che condividere questo. Ho avuto l'opportunità di incontrare imprenditori che stanno facendo delle grandi battaglie per la valorizzazione dei nostri fiumi padovani, ma in generale, che cercano di fare delle piccole infrastrutture, dei piccoli pontili, di collegare la città di Padova, le mura di Padova per esempio, con la riviera. Poi alla fine poi ci ritrova che non c'è abbastanza manutenzione in questi fiumi, in questi pontili, qui è inutile, occorre fare rete. E quindi grazie a Daniela per questo suggerimento, ma è davvero importante e francamente l'ho conosciuto in questi ultimi tempi, e se avrò l'opportunità di dare il mio contributo a livello regionale, sarà uno dei temi che voglio in qualche modo, sul quale voglio impegnarmi tantissimo. L'altro commento, e ringrazio Marina Cazzin, che ci scrive: è necessario che la regione sostenga il nostro patrimonio naturalistico montano, è tutto il turismo in ogni sua sfaccettatura. E Marina ha sintetizzato nel migliore dei modi insomma quello che potrebbe essere l'impegno per le nostre montagne. Quindi c'è veramente tanto da fare. Il Veneto ha bisogno di un colpo di reni sull'ambito del turismo, perché è la nostra salvezza, e lo abbiamo compreso ancora di più anche in un momento di sofferenza come il coronavirus. Questo nostro Veneto e questo turismo diverso, che va semplicemente a integrare quello
tra virgolette tradizionale, insieme possono salvare le sorti dell'economia del Veneto, ovviamente poi per effetto domino di tutto quello che si può in qualche modo dell'economia insomma collegata. E quindi ecco, io sono contento così ecco di esserci regalati questi 20 minuti, questi 25 minuti di riflessione da questi luoghi meravigliosi, ma semplicemente per dire che abbiamo questo compito e credo che chiunque vada a governare, e ribadisco, destra, sinistra, Lega, 5 Stelle, non è importante, si debba impegnare in questa direzione di più di quello che è stato fatto fino ad oggi. Io mi fermo qui, non voglio rubarvi tempo perché insomma siamo in piena estate e quindi ecco auguro veramente a tutti di continuare a godere dei nostri territori, di continuare a godere di quello che è vicino alle nostre case, perché c'è un Veneto ricco di tantissime opportunità. Approfitto per fare un po' di pubblicità dei prossimi appuntamenti. Il prossimo appuntamento lo cercheremo di valorizzarlo nei canali nella pagina Facebook, nel sito, domani sera. Domani sera comincio a girare la provincia di Padova facendo degli appuntamenti con dei temi particolari e quindi domani sera alle 19 per gli amici della Bassa Padovana ci sono 2 appuntamenti, uno alle 19 a Castelbaldo e vedrete poi chi ha piacere insomma va a vedere e quindi chi ha piacere anche di conoscermi, di relazionarsi con me, di farmi qualche domanda che ovviamente è ben accetta anche per altre vie tramite appunto il sito, attendo anche consigli preziosi per questo mese che mi vede da qui alle elezioni regionali. Quindi a Castelbaldo alle 19 parlando del tema dell'agricoltura e poi alle 20:45 a Merlara su uno dei luoghi simbolo anche del coronavirus dove ci sono state anche tantissime persone che hanno perso la vita a Merlara in un altro comune insomma così colpito all'interno della casa di riposo e lì parleremo di sanità e quindi questo è un po' i primi 2 appuntamenti di domani sera. Poi mi permetterò insomma di invitarvi nei vari mercati e nei giri della provincia. Giovedì prossimo altro appuntamento alle 18:30 e lì vorremmo ritornare, si comincia a ritornare alla normalità, si comincia a tornare al lavoro e quindi vogliamo parlare proprio di lavoro e di ripresa del lavoro a 360 gradi, quindi avremo ospiti su temi più diversi del mondo del lavoro e un ultimo appuntamento interessantissimo collegato a quello di oggi è quello dei Colli Euganei. Andremo a fare un'escursione nei nostri colli, partiremo da Cinto Euganeo ma poi tutte le informazioni le metteremo nel sito e quindi sabato 29 agosto c'è una escursione insieme per andare a vedere i nostri colli, i Colli Euganei che sono ricchi di luoghi fantastici e di sentieri altrettanto belli. La prima parte del sentiero possono farla anche le famiglie con passeggini, la possono fare anche i diversamente abili perché i primi 40 minuti di sentiero è un sentiero che dura circa 2 ore e mezza, poi alla fine abbiamo uno spazio tutto per noi per stare insieme, per fare un picnic insieme e per socializzare. Avremo chi ci accompagna, chi ci racconta delle problematiche dei Colli Euganei, altro punto importante sul quale investire. Approfitto per questo ultimo minuto di leggervi questi altri commenti che sono arrivati. Daniela che ci dice aggiungo sul tema del grande afflusso nelle nostre montagne, forse il nuovo turista montano ha bisogno di essere accompagnato nel comprendere che c'è di più della passeggiata sul corso di Asiago. Nei sentieri non c'è assembramento. Buon lavoro Enrico Rinuncini. Grazie Daniela e effettivamente anche qui qualcuno mi parlava anche di una educazione al turista montano perché magari arriva ma la montagna ha bisogno di rispetto come d'altra parte il mare che sono i luoghi insomma a noi meno familiari almeno per alcuni di noi e quindi è un'occasione insomma per educarsi anche a utilizzarli nel migliore dei modi. E un altro commento arriva da Pasqualina Pagliarin che scrive quest'anno proprio per i tanti turisti arrivati nelle nostre Dolomiti il caos nelle strade è stato devastante, bisogna programmare con impegno i lavori nelle strade di montagna, non può succedere che
le gallerie nell'autostrada 27, sì, non leggo l'ultima parola, ma la difficoltà insomma dell'utilizzo e della cantieristica. Ecco, qui occorre sì una particolare attenzione, non è facile, ma effettivamente dobbiamo, vista anche questa situazione, dobbiamo cercare di dare maggiori servizi possibili, e dall'altra parte chi usufruisce di questi luoghi deve dall'altra parte rispettarli, ma qui io non ho nulla da insegnare, ho solo da imparare da tantissimi di voi che già le frequentano assiduamente. Quindi ecco, veramente grazie di questo, ho visto tanta presenza, tante visualizzazioni, e so che poi ce ne saranno altre questa sera e nel futuro, quindi vi ringrazio, accolgo ancora i vostri consigli, che sono veramente benvenuti, e quindi state attenti ai prossimi appuntamenti, e ribadisco soprattutto domani sera per la zona appunto di Merlara, Castelbaldo, i comuni vicini, per chi vuole avvicinarsi, giovedì prossimo la diretta sul mondo del lavoro, e sabato prossimo questa passeggiata insieme aperta a tutti, famiglie, bambini, diversamente abili, perché c'è questo tratto per tutti, e poi ovviamente è proprio un momento per stare insieme, per socializzare e per ascoltare anche il valore dei nostri colli lì vicino a noi. Quindi dalle Dolomiti ai colli, augurio di una buona fine estate a tutti voi. Grazie e buona serata a tutti.